Un violento temporale si è scatenato la scorsa notte nella fascia collinare del Friuli orientale. Tra le 2.45 e le 3.15 fulmini, lampi, mulinelli d'aria, scrosci brevi ma intensi d'acqua hanno flagellato l'area. Il Fortunale non ha lasciato strascichi pesanti durante il suo passaggio. L'unico punto nero si è verificato a Percotto, nel parco della villa, oggi adibita a residenza per anziani e non autosufficienti. Un fulmine ha centrato due grossi alberi da fusto, perforandoli entrambi con precisione chirurgica. Pensate che l'esplosione si è udita benissimo in tutta la cittadina friulana, facendo sobbalzare dal letto. Per fortuna nessuna persona, vista l'ora, è stata colpita o rimasta ferita. Tanta paura e tanto spavento, quello sì. Sul posto da Udine sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale per effettuare le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. A titolo precauzionale, l'area colpita dal fulmine è stata circoscritta e interdetta al passaggio fino a quando i due pini non verranno rimossi. Allarme cinghiali nella zona triestina e nel Goriziano. Federcaccia come intende far fronte a questa tematica e come vi rapportate anche alla Regione per cercare di risolverla? Federcaccia ha già da tempo segnalato questo problema, è stato già portato all'attenzione del Comitato Scientifico Faunistico Regionale e la Regione ha approntato un piano che verrà approvato probabilmente con l'approvazione del piano faunistico regionale, ove è previsto per alcune zone del territorio del Friuli Venezia Giulia, perché in realtà il problema non c'è soltanto a Trieste ma c'è anche in altre aree anche della pianura friulana, dove è atipica la presenza così numerosa del cinghiale. Sono stati previsti dei progetti di eradicazione addirittura, di contenimento particolare nelle zone come nel caso triestino, di eradicazione in altre zone dove non sarebbe consueto avere il cinghiale, in realtà c'è in numeri molto significativi e questo comporta problemi non soltanto alle attività agricole ma anche alla sicurezza della circolazione stradale. C'è una tutela però di questo animale? Una tutela particolare non c'è, nel senso che è fra le specie che sono oggetto di prelievo autorizzate sia dalla legge nazionale che dalla legge regionale, dal calendario regionale. I tempi di apertura di questa specie non sono alle volte sufficienti per poter fare quel contenimento utile ad evitare i problemi che le segnalavo. Per quanto concerne questa specie, allora è previsto un intervento più incisivo? Sì, queste è le indicazioni che ci stanno pervenendo dagli uffici scientifici della Regione, perché evidentemente poi hanno recepito quelle che sono le segnalazioni e le difficoltà che il mondo agricolo e tante altre persone hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica e quindi hanno predisposto questo piano, ripeto, che per alcune aree è addirittura di eradicazione. Ormai il cinghiale lo si trova e lo si caccia addirittura nelle riserve di Grado e di Marano, cioè in laguna, è arrivato veramente dappertutto. Tribunale di Tolmezzo, dopo tante promesse politiche, purtroppo non arrivano segnali positivi da Roma e voi chiedete un intervento immediato, anche perché la montagna sta soffrendo fortemente in questo periodo con tutte le chiusure, con tutte le decisioni che poi si ripercuotono sulla popolazione. Noi attendevamo una rettifica della riforma della geografia giudiziaria che prevedesse il ripristino del Tribunale della Procura di Tolmezzo entro il termine ultimo che andrà a scadere il 13 di settembre, però non ci sono novità dal governo, il termine oramai sta per scadere, attendiamo anche che venga adottata questa correttivo diverso, cioè l'istituzione di un presidio di giustizia o di uno sportello di prossimità, così lo chiama il Ministro, però vorremmo sapere quali funzioni ha questo sportello di prossimità o presidio di giustizia. Secondo noi dovrà avere quantomeno le funzioni che avevano le sezioni distaccate del Tribunale di un tempo. Nel frattempo oramai le previsioni relative agli aumenti di spesa e ai disagi per l'utenza si sono convertite in fatti, abbiamo degli sprechi per la finanza pubblica che ammontano a oltre 2 milioni di euro, con degli aggravi correnti annuali di 1,5 milioni di euro e abbiamo gli aggravi per l'utenza di almeno 2 milioni di euro.
Se dalla politica nazionale non arrivano risposte, dalla politica locale ne avete avute? La Presidente è impegnata appunto a raggiungere un'intesa con il Ministro appunto per l'apertura di un presidio di giustizia, però noi vorremmo sapere, anzi pretendiamo che questo presidio di giustizia abbia delle funzioni, ripeto, effettive, cioè che ci siano dei magistrati che trattino determinati affari, cioè le funzioni che avevano le sezioni distaccate, altrimenti il presidio non servirà a niente. Sono arrivati nella notte a Palmanova 31 profughi sbarcati ieri pomeriggio a Palermo con la nave della Marina Militare San Giusto. I migranti, 25 uomini e 6 donne, tutte maggiorenni, provenienti da Somalia, Eritrea, Mali e Guinea Equatoriale, sono stati alloggiati nella tendopoli allestita dalla Croce Rossa nei pressi dell'ospedale della città stellata. Si fermeranno nel campo per un paio di giorni. Contro le regioni e province c'è stato il tentativo di un blitz leghista che però siamo riusciti a bloccare. Lo afferma la Presidente della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, nonché Vice Segretario Nazionale del Partito Democratico Deborah Serracchiani, commentando l'emendamento all'articolo 119 della Costituzione a firma del senatore Roberto Calderoli della Lega Nord, in base alla quale anche le autonomie speciali dovrebbero attenersi ai costi standard, al pari delle regioni ordinarie. Economia. Sono stati 295.000 in totale i servizi forniti nel 2013 dall'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia per agevolare i contribuenti dell'adempimento degli obblighi fiscali, come il rilascio del codice fiscale della partita IVA, l'invio delle dichiarazioni e la registrazione dei contratti di locazione, la lavorazione dei rimborsi. Si tratta di una cifra superiore di quasi 10.000 euro erogati rispetto al 2012. Una nave mercantile battente bandiera panamense, la Anna Genesi, con a bordo 15 marinai, egiziani, greci, il comandante di nazionalità russa, è bloccata dallo scorso mese di aprile a Porto Nogaro, in seguito a 2 sequestri conservativi emessi dal Tribunale di Venezia per questioni amministrative. Le condizioni dei membri dell'equipaggio sono sostanzialmente buone, ma secondo quanto si è appreso i viveri comincerebbero a scarseggiare. L'equipaggio non riuscirebbe più a contattare l'armatore proprietario della nave. I 14 marinai e il comandante inoltre non ricevono lo stipendio da mesi, per una cifra complessiva, alla fine di luglio, di circa $160.000. Ovviamente, essendo l'equipaggio sprovvisto del visto, non può nemmeno fare ritorno in patria. Riforma sanitaria, arriva alla chiusura del punto nascita di Gorizia, lei è in linea su questo punto con la Regione? Credo che la questione dei punti nascita c'entri poco con la riforma, perché il tema dei punti nascita era come tenere il sistema in sicurezza, e per tenere un sistema in sicurezza ci devono essere almeno 1000 nascite, per cui non è una questione di adesso, è una questione vecchia e avvolsa da quella della riforma sanitaria. Invece quella della riforma sanitaria è una cosa che è fondamentale per questa regione. La CISL già un anno fa abbiamo fatto un convegno importante dove avevamo detto che bisognava subito approfittare e andare avanti, non perdere tempo, perché quei 10 anni che sono passati già quando Illy non ha fatto la riforma e 5 anni dopo che poi Tondo l'aveva fatto ma con 5 anni di ritardo, ci ha fatto pagare molto dal punto di vista economico, mettendo un po' in crisi il sistema. Per cui bene che si faccia velocemente la riforma sanitaria, e su questo devo dire che la Regione ha avuto coraggio. Poi se andrà bene, se non va bene, io sinceramente come linee di principio possono anche accettare, però bisogna capire qual è l'articolazione, quali saranno gli effetti sui servizi e sulle prestazioni, e su questo io aspetto con ansia che ci diano un articolato in modo che possa farmi un'idea più precisa, e spero che qualcosa si possa anche correggere ancora. Voi sindacati non avete visto altro che le linee guida, in questo momento non ci sono dei punti fermi su cui ragionare e lavorare? Ci hanno presentato il modello, è un modello dove io mi sono anche espresso un po' preoccupato, molto innovativo dal punto di vista, ma tutte le innovazioni sono anche un po' rischiose perché mettono insieme in un'unica azienda sia il territorio che l'ospedale.
Ci troviamo esattamente in Borgo Stazione, stazione dei treni, dove ieri c'è stato l'ennesimo accoltellamento all'interno di un'abitazione privata e sono state raccolte anche delle segnalazioni da parte di alcuni residenti che si lamentano di spaccio e altre situazioni di questo tipo. Lei lo denuncia da molti mesi e fino ad ora cosa è accaduto? Ci sono ulteriori lettere esposti, cittadini arrabbiati per lo stato di degrado in cui versa la zona. Ieri è capitato l'ultimo accoltellamento, è avvenuto in una casa privata, quindi circoscritto e non in pubblico, tuttavia non lascia tranquilli i residenti, quindi gradiremmo anche da parte dell'amministrazione comunale, in collaborazione ovviamente con i cittadini, con i condomini dei vari condomini della zona, che ci fosse un controllo anche nelle residenze, in modo tale che non ci sia così un lascito residenziale indiscriminato, ma un controllo da parte del messo comunale di chi effettivamente ci abita in queste case. Lei fa da portavoce perché c'è anche il dato del timore di chi non desidera esporsi per non appunto essere soggetto magari a ritorsioni. Naturalmente ho riscontrato la paura di queste persone a non esporsi pubblicamente, l'hanno fatto per iscritto attraverso la lettera che hanno mandato alle istituzioni cittadine, però per esporsi hanno paura perché tutti hanno famiglia, tutti hanno un'attività, un lavoro, una macchina da parcheggiare fuori e hanno paura di ritorsioni. Alcuni sono stati anche minacciati, ma tant'è, la situazione è questa. Periodicamente si verificano questi disturbi, soprattutto all'esterno di African Shop, negozi multiculturali, negozi di fruttivendoli del sud-est asiatico, e quindi la gente non è per niente tranquilla. Com'è cambiata la contrattualistica per quanto concerne il mondo del lavoro, dunque la tendenza ad andare sempre di più verso un lavoro precario? La contrattualistica è cambiata notevolmente negli ultimi anni. Questo cambiamento è iniziato dall'emanazione del decreto legislativo 276 del 2003 e poi ha avuto un'evoluzione sempre più vertiginosa negli ultimi anni, dal 2012 con la riforma del ministro Fornero, per poi passare all'anno scorso a un'ennesima riforma o modifica del ministro Giovannini e in ultima istanza quest'anno con il decreto legge 34 emanato dal governo Renzi. Le ultime modifiche intervenute, quelle che hanno riguardato il contratto a tempo determinato, eliminando totalmente queste causali di carattere tecnico, produttivo, organizzativo che legavano l'imprenditore a questa contrattualistica, di fatto liberalizzando totalmente questo mercato, se non in un limite percentuale e numerico, e nella modifica che è intervenuta nel contratto di apprendistato che nonostante aver leggermente semplificato l'aspetto diciamo burocratico relativo al piano formativo, ha di fatto liberalizzato ulteriormente la stipula di questo contratto, eliminando le clausole di stabilizzazione precedentemente previste dalla legge 92 del ministro Fornero. Da un'analisi, con tutta probabilità questo decreto non creerà a mio parere ulteriore disoccupazione, ma nemmeno aiuterà l'occupazione, perché la manovra è stata così tecnica che andrà a incidere solamente su aspetti meramente contrattuali e probabilmente non sarà sufficiente a creare nuova occupazione. La necessità che abbiamo non è più di emanare decreti sul lavoro, ma decreti per il lavoro che aumentino la produttività e aumentino lo sviluppo delle nostre imprese. Seminario della Camera di Commercio di Udine sulle reti di impresa, in particolar modo nel settore turistico e agroalimentare. Perché l'importanza di approfondire questo ambito? L'incontro di oggi ha voluto affrontare quella che è la tematica della rete di impresa, oggi quanto più attuale anche alla luce di quelle che sono le strategie regionali, quindi del piano regionale 2014-2020, che vede nelle reti di impresa degli interlocutori per così dire privilegiati, e quindi all'interno di un progetto che la Camera di Commercio di Udine, Union Camere regionale, quindi assieme al sistema delle Camere di Commercio dei territorio, ha voluto organizzare all'interno del progetto FVG vs Global Competition, con l'obiettivo di promuovere e diffondere la cultura delle reti di impresa anche nel settore turistico. L'aggregazione delle imprese parte sicuramente dall'idea
che le aziende che ritrovano della familiarità, dell'affinità, mettono in campo per migliorare la loro competitività. Supportare le imprese nel trasformare questa loro idea in un progetto di aggregazione, in un elemento strutturato, quindi in una rete, è un percorso abbastanza complesso, ma che può portare a benefici dal punto di vista appunto della competitività e soprattutto, viste le possibilità che la Regione metterà in campo dal punto di vista del sostegno finanziario con contributi specifici, può portare anche ad ottenere questi contributi, soprattutto se i progetti saranno ben strutturati e vincenti anche dal punto di vista della definizione e della costruzione. Continua il nostro viaggio su Gorizia per capire il futuro della già Nizza d'Austria. Insomma, tra tante ombre e pochi fatti, viene da dire: alza la gamba Maritza e mostrami la Propusnica. Chi l'ha capita bene, chi non l'ha capita, vabbè, si riveda magari su Wikipedia cosa vuol dire questa frase. E come detto, continua il nostro viaggio e dunque questa volta è il turno dell'assessore provinciale al welfare, Ilaria Cecot. Assessore, ma cosa sta succedendo a Gorizia? Che senso, mi scusi, sta succedendo? Beh, diciamo che nell'ultimo periodo sicuramente all'onore delle cronache la questione del punto nascita l'ha fatta da padrone, non si è parlato praticamente di altro. Devo dire una cosa, anzi approfitto dell'occasione, che io personalmente ho invece molto apprezzato l'intervento del Presidente Serracchiani nella sala del Consiglio comunale di Gorizia. La Presidente in chiusura ha fatto un'affermazione che è estremamente importante e io spero che i goriziani e la città vogliano saper cogliere questo stimolo. La Presidente ha detto: ditemi cosa volete fare e io mi metto a vostra disposizione. È un pochino ormai, diciamo, un ripetersi delle cose. Un ripetersi delle cose, esattamente. Puntualmente si comincia a piangere, si dice che qualcosa ci viene portato via e cominciamo a piangere su noi stessi. Un po' un classico di quella zona. È un po' un classico di Gorizia, l'ha detto lei. Detto ciò, lei ribadisce, io ribadisco, bisogna, forse adesso è arrivato il momento appunto di grossi cambiamenti. Abbiamo davanti la riforma degli enti locali, abbiamo davanti la riforma della sanità, abbiamo davanti la riforma della cultura, abbiamo davanti un sacco di riforme regionali e forse a forza di riformare riuscirete a riformare anche i goriziani. Ecco, esattamente, la sfida secondo me è un pochino quella, nel senso, Gorizia è una città secondo me fantastica che io ho imparato a conoscere, oltre che durante, diciamo, l'età scolastica, adesso in questo periodo assessore dove vivo là praticamente 12 ore al giorno. È una città bellissima che deve avere però il coraggio di sfidare se stessa e di sapere cogliere le opportunità che la cultura e il territorio le possono offrire. E quindi non pensiamo più, secondo me, Gorizia non deve pensare più a se stessa come la città capoluogo, come quello che è stato, ma deve pensare a se stessa in senso trasfrontaliero e cercare ovviamente di puntare su qualcosa che può essere estremamente qualificante per la città e per il suo sviluppo. Altrimenti, se l'ipotesi dei due ambiti fosse vera, Gorizia, che verrebbe teoricamente accorpata ai paesini della destra Isonzo, potrebbe trovarsi in grosse difficoltà qualora non trovasse diciamo, un disegno di sviluppo, un piano. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare.
Previsioni del tempo per giovedì 7 luglio. Sulla costa avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso con venti di brezza, in pianura cielo variabile, sui monti nuvolosità variabile con rovesci sparsi più probabili nel pomeriggio e sulle Alpi e prealpi carniche possibili anche isolati temporali. Nel pomeriggio sera qualche locale rovescio temporalesco sarà possibile anche in pianura. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.